31esima, volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito in questo percorso lunghissimo di 40 giorni con eventi meravigliosi a cui tutta la città di Cagliari ha potuto partecipare, e come ha detto una persona molto più grande di me, mi piace immaginare che le vere rivoluzioni del popolo avverranno per un inizio di poeti che riusciranno ancora a credere ai sogni e a più cosa a questi sogni. Per cui io vi ringrazio e vi aspetto tutti per conoscervi uno a uno, per abbracciarvi uno a uno, e ci invito più tardi. Grazie. Sono una mozzarellona, passo il microfono. Famiglia Arcobaleno! Non vi sento! Vi voglio sentire! Grazie a tutti per essere qui! A guardare contro l'omofobia e la transfobia! Ci siamo? Sì! Vogliamo i diritti, tutti! Li vogliamo tutti perché siamo tutti uguali! Di che cosa voglio parlare oggi? Vi voglio parlare dell'amore! L'amore che ci lega ai nostri compagni, alle nostre compagne, ai nostri figli! L'amore che lega le famiglie! È qui! Uscite fuori, famiglie! E cosa chiediamo oggi? Due cose! I diritti per i nostri figli, di raccontarsi a questo mondo! I nostri figli devono raccontare di avere due mamme, due papà, una mamma con la fidanzata! E poi vogliamo i doveri! Voglio un pezzo di casa che mi inchiodi con i miei doveri di mamma e di moglie! Perché io per lo Stato, per mia figlia, sono esattamente un estraneo! Allora usciamo fuori, famiglie! In Sardegna ci sono! Dobbiamo metterci la faccia, è l'unica forza che abbiamo! Fuori! Gruppo Bandera Transgender Sassari! Grazie a tutti, io ovviamente ringrazio chi ha organizzato questo Pride, come sempre meraviglioso, questo è il secondo, è veramente ancora più bello del primo, quindi grazie a tutti voi soprattutto che siete qui. Noi praticamente come Bandera Transgender ovviamente rivendichiamo il diritto di essere noi stesse, noi stessi. Nell'essere noi stesse però non vuol dire cambiare necessariamente sesso, nel senso di dover cambiare per forza i genitali. Noi chiediamo di essere noi stessi e noi stesse anche senza dover fare questo. Quindi per noi uomini vuol dire essere anche con la vagina, donne vuol dire essere anche con il pene. E questo è quello che vogliamo noi! Grazie veramente a tutti e chiudo dicendo uguali dei diritti e differenti nell'essere. Grazie! Gruppo Sattarese del Centro Sardegna! Noi siamo legalizzati in italiano. Somos femmina, somos lesbica, somos feministas e somos trans. Ora siamo separati da tornare a Sardegna in una abitazione del centro verticale. Offriamo il solicito di vivere una vita in maniera ecosostenibile e legata a sottoproduzione. Siamo anticolonialistas, antisessistas, antifascistas e antinazistas. Sexista y patriarcal que tenemos como. Queremos una sociedad diferente de esas personas. Queremos poder hacer su que nos utilizamos de esta vida. Estamos contentos hermana de estar su Pride, Subimos Sardegna Pride. Vamos a trabajar en estos meses, que soldate el grupo de asociaciones en todo Sardegna.
Ciao a tutti e tutte, siamo il collettivo Satareste, un gruppo di donne lesbiche, femministe, trans che partendo da una prospettiva di migrazione che ritorno ha deciso appunto di tornare a vivere in Sardegna nel paesino del centro. Come collettivo muoviamo un presupposto anticolonialista, antisessista, antifascista e anticazzista, da un'idea di società diversa da quella eterosessista e patriarcale in cui viviamo, da un'idea di socialità differente tra lesbiche, femministe, trans e altre donne. Pensiamo a forme di gestione orizzontale, partiamo dall'idea di uno stile di vita ecosostenibile legato all'autoproduzione. Siamo molto felici di essere al Pride e di aver collaborato alla costruzione di questa grande e gioiosa manifestazione. In questi mesi abbiamo partecipato a numerose iniziative e siamo felicissime di aver collaborato con le diverse realtà, associazioni, collettivi e gruppi di vari territori. Vi invitiamo a partecipare ancora tutte e tutte. Grazie Castello! Eu voglio risuonare in questa lingua che non manca imparare. Se noi punta sempre per scommati quei diritti e totus, non scetti del gusto dei gay, lesbica, trans, ma poi diritto dei totus agenti, fissa agenti eterosessuali, come canà un'amica, se uso prendi voltasa e pentanasa, e come in ignorante in spagnolo, e stiamo salendo dall'armadio, stiamo salendo dall'armadio, e non vogliamo più rientrarci! Movimento omosessuale sardo Sassari! Ciao a tutti, è bellissimo stare qua. Insomma, l'Onda Pride ha attraversato lo stivale e finalmente anche noi dell'isola più grande dell'Italia siamo qua con il nostro Pride e non siamo costretti ad andare fuori per festeggiare con orgoglio di essere gay, lesbiche, trans, bisessuali, intersessuali e chi ne ha più ne metta. Oggi è una giornata fantastica per tutti noi, specialmente per quelli che sono qui per la prima volta, che vedono con l'orgoglio col quale si deve vivere la propria omosessualità, perché noi non siamo sbagliati, noi siamo perfetti, perché la natura ci ha creato perfetti e torniamo a casa e diciamo a tutti quello che siamo, viviamo con orgoglio la nostra omosessualità. Il Pride nasce dopo la rivolta di Stonewall. E in America finalmente la settimana scorsa la Suprema Corte ha deciso che era incostituzionale discriminare il matrimonio delle persone dello stesso sesso. Il matrimonio non è solo uomo e donna, è anche donna e donna e uomo e uomo. Loro ci hanno messo 40 anni, noi dobbiamo lottare ancora, ma dobbiamo farcela nonostante l'ipocrisia dei nostri politici e la Chiesa che ci veramente ci fa di tutto. Non dico altro, siamo grandi, vivete con orgoglio la vostra omosessualità, siamo unici e dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, iniziando dalle nostre famiglie. Ciao a tutti, grazie. Allora, 20 anni fa, quando ho cominciato la mia militanza, non credevo che sarei arrivato a vedere una giornata così, e invece gay, lesbiche e trans sono arrivate finalmente a scendere in piazza a testa alta per rivendicare i propri diritti, e oggi lo possiamo gridare forte, non torneremo più indietro! E voglio dire, solo per chiudere, una cosa al PDL, che parlando, al PDL regionale, che parlando degli omosessuali ha parlato di puzza di becero e frosciame. Questo è il profumo della libertà, questa è la Sardegna che vogliamo! Grazie Cagliari! Ragazzi, ci piace ringraziare chi ha partecipato e ci ha sostenuto gratuitamente. Quindi il Comune di Cagliari, il nostro sindaco Massimo Zeta, l'assessore culturale Enrica Puccioni,
Dov'è l'assessore alla cultura? Enrica! No, vabbè, così è un compito ingrato, però. Con questo inneggiare poi devo dire delle cose straordinarie. Allora, prima di tutto, un grazie sonoro con tanto di applauso a tutte le associazioni e a tutti gli organizzatori. Perché come amministratori siamo particolarmente orgogliosi e onorati di avere questo segno di civiltà che per 40 giorni ci ha accompagnato in un percorso veramente culturale, di riflessione sui temi dell'identità di genere. Il sindaco purtroppo ha avuto un altro impegno e quindi è andato via poco fa e mi ha incaricato di dirvi che qualora gli organizzatori lo ritenessero opportuno, qualora fosse maturo l'anno prossimo, noi siamo disposti a fare di tutto perché Cagliari possa, la Sardegna anzi, con Cagliari possa diventare la sede del Pride nazionale almeno per un anno. E per chiudere vorrei dire, riprendendo il significato di Pride, che siamo stati molto orgogliosi di questi 40 giorni, un po' meno orgogliosi se è vero quello che mi dicono che ci sono stati lanci di uova sul corteo. Anche perché qua si stava sfilando per un diritto che dovrebbe essere scontato, che è il diritto a essere semplicemente se stessi e a poter costruire la propria identità esattamente come si vuole. Quindi siamo veramente contenti, ci diamo appuntamento l'anno prossimo, ma a domani per la costruzione ancora di un percorso insieme di sensibilizzazione, di riflessione sui temi in generale dell'identità e dell'estensione di tutti quanti i diritti, perché un'epoca e un'Italia che non è sensibile a questi cambiamenti della società, per cui ci dobbiamo far sentire forte, in modo che il legislatore e i legislatori prendano atto del fatto che è il momento di dare una risposta concreta e definitiva in termini di diritti in generale e non che ci siano anche regressioni su diritti che abbiamo acquisito anche tempo fa. Quindi grazie ancora a tutti voi, buona serata e buon percorso insieme. Grazie Rita. Un ringraziamento particolare, un abbraccio al nostro presidente della provincia di Cagliari, Angela Quacchero, che è dovuta andare via. Inoltre un ringraziamento particolare al presidente della provincia di Carboni Iglesias, Tore Kerti, che dovrebbe essere qui con noi. Tore. Sono un po' emozionato. Allora, salute a tutti e diritti per tutti. Anche quest'anno la nostra ormai ex istituzione ha aderito ufficialmente, per questa ragione che voglio richiamare in qualche secondo. Dovunque c'è una battaglia per i diritti, e questa è una battaglia per diritti fondamentali delle persone, noi dobbiamo esserci. Le istituzioni locali devono aiutare la crescita della cultura dei diritti. Noi abbiamo cercato di farlo anche lavorando nelle scuole, soprattutto grazie all'azione dell'assessore Luca Pizzutto, promuovendo costantemente iniziative per la cultura dei diritti, contro l'omofobia, non facendo per esempio, anche se sembra una piccola cosa, la mostra baci rubati, non discriminandola ma portandola in giro nel territorio perché ci sia il riconoscimento che l'amore poi è la base della vita delle persone. E adesso chiudo dicendo questo: qualche giorno fa ci siamo felicitati in tanti, anche in Italia, perché la Corte Suprema americana ha riconosciuto un diritto. L'augurio è che anche l'Italia e
ecco, riconosca i diritti e che non dobbiamo sempre festeggiare ciò che capita all'estero, ma si avanzi realmente un riconoscimento giuridico dei diritti. Buona serata e l'augurio che iniziative come queste siano di festa e anche per un avanzamento della cultura generale del riconoscimento del diritto di tutti e del riconoscimento giuridico. Arrivederci. Grazie Presidente. Presidente Corechetti della provincia di Carbone Iglesias. Ragazzi, una manifestazione come questa non può non avere una madrina importante. Noi siamo fortunati perché non ne abbiamo una, ma ne abbiamo ben due madrine. Le nostre titine, Rossella Fa e Elena Letta. Pronti? Tanto hanno già parlato abbastanza di anni, noi cambiamo, cosa dite? I DJ dove sono? Non sei il mio DJ! Cantate in Se ne sono andati DJ, allora parliamo 5 minuti dei DJ. Parliamo male dei DJ che se ne vanno quando devono lavorare. All'appello, i Mecca, i nostri DJ, dove sono finiti? Va bene. Però, siccome l'abbiamo già fatta 3 o 4 volte, la facciamo locale? Sì, la facciamo locale. La facciamo locale, però siccome l'abbiamo già fatta 3 o 4 volte la canzone, io spero che voi la facciamo per 5 minuti, Tiziana, tranquilla, non ti preoccupare, se no va a imparare via la bambina. Ascolta, voi ve li state ripassando il ritornello? Mica vi interrogo? Allora, L, G, B, D, Q, and I. Lo cantano locale. Lesbian, gay, bisexual, trans, qui, intersexual, lesbian, gay, bisexual, trans, qui, intersexual, lesbian, gay, bisexual, trans, qui, intersexual, G, B, D, Q, and I. L, G, B, D, Q, and I. Sono più tranquilla adesso. Dopo lo cantiamo insieme. Grazie alle nostre ditine, Elena Letta e Rossella Fa, mitiche! Passiamo la parola alle altre associazioni che vogliono dire 2 parole, che hanno sostenuto e lavorato per la 40ª Diritti al Cuore e per questo Sardegna Pride. Tiziana, dove sei? Circola nel cinema, dove siete? Va bene, allora passiamo la parola un attimo a CGIL Nuovi Diritti. Sandro. Ciao a tutte e a tutti. Anche quest'anno la CGIL e il suo ufficio Nuovi Diritti sono in piazza per il Pride della Sardegna e voglio ricordarlo, siamo l'unico sindacato in piazza oggi e riteniamo importante essere qui oggi perché questo è il primo Pride della Sardegna ed è giusto che dalla Sardegna, che con Cagliari e con Sassari sono stati 2 tra i comuni d'Italia a varare il registro delle unioni civili, parta un messaggio forte e chiaro alla nostra amministrazione nazionale. La questione del matrimonio egualitario è una questione urgente e che non può più aspettare e io credo che in una situazione come quella partorita dalle ultime elezioni, che forse per certi versi ha dato luogo a situazioni confuse, ma per altri ha dato luogo a un Parlamento più avanzato, sia giusto che tutte e tutti pretendano dal partito a cui hanno dato il proprio voto di essere conseguente con le promesse elettorali e di varare finalmente
uguali diritti per tutte e tutti. Grazie. Grazie Sandro. Vorrei dare la parola a Emanuela Falqui, che è una persona che ha sostenuto la Quiresima e ha soprattutto organizzato un'iniziativa molto importante che è durata tutto quest'ultimo mese. Emanuela. Avevo preparato un discorso per voi, però ho dimenticato gli occhiali a casa, quindi ho cercato una portavoce. Sono la portavoce. Allora leggerò io il comunicato. Approfitto di questo microfono per raccontare una delle tante interessanti iniziative di questo mese che hanno sicuramente dato un senso anche a questa giornata. Il Lazaretto di Cagliari ospita una mostra di un'artista africana contemporanea, Zanele Muoli, ma prima di essere un'artista è un'attivista della comunità lesbica, gay, bisessuale, transessuale e intersessuale del Sudafrica. Zanele Muoli ha lavorato come fotografa e reporter per la comunità LGBTQI, e mettiamoci una vocale, del Sudafrica, aspettate, e nel 2002 ha fondato un'organizzazione che offre protezione e luoghi di incontro alle lesbiche africane. Ha documentato i crimini d'odio contro la comunità gay del Sudafrica, portando alla luce il fenomeno degli stupri correttivi praticati come cura dell'omosessualità, tacitamente accettati dalla maggior parte della popolazione e giustificati ai fini di una rieducazione alla normalità. Questa comunità vive una situazione molto difficile. Molte donne sono costrette a spostarsi da una città all'altra o da un paese ad un altro per non essere picchiate, stuprate, insultate e uccise. Zanele Muoli ha deciso di usare la sua arte per mettere in luce questi problemi, ma anche per portare avanti una lotta e soprattutto un cambiamento. Tant'è che si definisce attivista visuale. Zanele Muoli ritrae in questa mostra la bellezza e i momenti di intimità della comunità lesbica del Sudafrica, proprio perché, per usare le sue parole, è attraverso l'osservazione di noi stesse, mentre amiamo, ridiamo e gioiamo, che possiamo trovare la forza e riconquistare la nostra sanità. Coraggiose sono le donne che si fanno fotografare da Zanele Muoli, perché queste immagini portano sempre un nome e un cognome e nonostante la difficoltà e minaccia di morte sono disposte a mettersi in gioco, insieme. Questo è un aspetto fondamentale, cioè quello di non essere isolate, ed è per questo che abbiamo portato questa mostra a Cagliari, per sostenere Zanele Muoli, queste donne e questa lotta. Il cambiamento e la spinta parte sempre dal basso e la solidarietà penso che sia l'unica forza che abbiamo. Non è un caso infatti che questa mostra sia arrivata qui grazie a un finanziamento di un'attivista cagliaritana. Lei è voluta rimanere anonima, non per paura di esporsi, visto che si tratta di un'attivista, ma per semplice discrezione, e approfitto di questo microfono per ringraziarla nuovamente e ufficialmente insieme a voi. Grazie! Solo questo, solo l'ultima cosa. La mostra chiude lunedì, ma le sue opere non torneranno in Africa. Zanele Muoli ha deciso di dare una donazione. Ieri è arrivata la notizia in cui Zanele scrive che una parte di questa mostra verrà donata all'associazione Circola nel cinema, e un'altra parte all'associazione Arche. Lo scopo della donazione è quello di conservare e preservare questo materiale come documentazione. Va bene, penso che questo sia il regalo più solidale e di fiducia che Zanele Muoli potesse farci. Grazie da Emanuela Falqui. Ciao, sono Tiziana della Circola del Cinema Rischi, femminista in nome di nelle differenze. Il motto del Pride è stato uguaglianza e rispetto. Io ad uguaglianza aggiungo le parole uguaglianza nelle differenze, perché la differenza è arricchimento. Dopo quello che ha detto prima Vanessa, di quello che ha fatto Zanele Muoli, che è un'artista, ma è soprattutto un'attivista lesbica e separatista, che veramente rischia con la propria vita ogni giorno per essere quello che è. Ed è per questo che al Pride le donne, le femministe si uniscono sempre e in prima linea con la comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, transessuali e tutte le forme e generi di appartenenza. Al prossimo anno!
Grazie Tizi. Riccardo Congiu di Unica 2.0. Ciao a tutti ragazzi. Guarda con le palle in mezzo. Ciao a tutti ragazzi. Parlo a nome dell'Associazione Studentesca Universitaria Unica 2.0. Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, Unica 2.0 ha collaborato con l'associazione ARC durante la Quaresima, organizzando insieme a loro un evento riguardante le famiglie omosessuali e l'omogenitorialità. Siamo molto contenti di collaborare insieme all'associazione ARC, tanto che abbiamo fatto nostri i temi della lotta all'omofobia, tanto che abbiamo messi pure nel nostro documento politico. Speriamo, anzi ci impegniamo ovviamente a rinnovare il nostro impegno anche l'anno prossimo con l'associazione ARC, che ringraziamo tutta quanta, e vi saluto all'appuntamento al prossimo anno. Grazie. Brunella Mocci della Lega Italiana per la lotta all'AIDS. Buonasera a tutti e grazie per la partecipazione anche da parte dell'Associazione Lila, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. Noi siamo felici di partecipare anche quest'anno alla Pride Sardegna, perché crediamo fermamente che tutti coloro che lavorano contro la discriminazione, contro l'odio ed il pregiudizio siano persone con cui vale la pena lavorare, perché questo ricorda anche noi rappresentiamo le persone sieropositive e in AIDS e sogniamo che un giorno questa società così ignorante, così ottusa possa avere uno sguardo differente anche nei confronti delle persone sieropositive. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie. Grazie Brunella. Poi ti dico una cosa. Devo la parola al gruppo Arcobaleno. Quella foto che dici? Ciao a tutti, sono Gianmarco, sono un po' emozionato, scusate. Perché anch'io ero lì sotto. Volevo ringraziare tutti voi, tutti quelli dell'arte, tutti quelli che hanno partecipato. Non lo so perché. Volevo dire che noi del gruppo Arcobaleno buddista e la Sakai abbiamo voluto partecipare per incoraggiare le persone omosessuali, ok? Omosessuali, bisessuali, lesbiche e trans. In una riunione noi abbiamo trattato la diversità. Che cos'è la diversità? Ok? La diversità il buddismo la vede come uno scambio, non come un qualcosa di diverso, un qualcosa che si crea per creare un superiore oppure un inferiore. La diversità è uno scambio e bisogna essere uno scambio. Solo così possiamo uscire fuori e possiamo aiutare le persone omofobe ad aprire e ad aprirsi. Solo così possiamo. E io spero vivamente che non solo oggi ma anche domani possa vedere gente a Cagliari prese per mano.